Le dimissioni del premier Draghi, il presidente Mattarella scioglie le Camere e annuncia elezioni per il 25 settembre, sindaci preoccupati per la tenuta sociale in autunno, a rischio anche l'attuazione del PNRR nei comuni. Particolarmente critiche le categorie economiche che di fronte alla crisi di governo parlano di irresponsabilità della politica che lascia il paese senza governo in un momento drammatico per l'economia. Le reazioni dei trevigiani di fronte alla fine dell'esecutivo, tra incredulità e delusione, tutti o quasi erano per la permanenza di Draghi. La Procura di Padova ha chiesto il rinvio a giudizio per il microbiologo Roberto Rigoli e l'ex direttore generale di Azienda Zero Simeonato per i cosiddetti tamponi rapidi sarebbero responsabili di falsità ideologica in atti pubblici. Virus West Nile da Padova a Treviso fino alla provincia di Venezia, i casi di infezione si moltiplicano. A Padova 2 nuovi ricoveri a dolo paziente in terapia intensiva. Case in affitto e sfratti esecutivi secondo i dati del Tribunale di Treviso elaborati dal sindacato, inquilini e piccoli proprietari sarebbero ambedue in calo, ma solo perché i cittadini non hanno più fiducia nella giustizia. A poco più di un mese dall'insediamento a Palazzo Rosso del sindaco De Pellegrina, terminati i lavori di adeguamento del municipio per permettere al primo cittadino di raggiungere il suo ufficio. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. I fatti della politica in apertura anche per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, perché le novità e le preoccupazioni sono davvero tanti. Innanzitutto questo documento, si tratta del decreto di scioglimento della Camera e del Senato da parte del Presidente della Repubblica, che ha convocato per il giorno di domenica 25 settembre i comizi elettorali. Quindi si vota entro 70 giorni e la data è quella del 25 settembre. Oggi l'accelerazione della crisi del governo, poi l'ufficializzazione delle dimissioni, la cronaca è quella romana, la cronaca è quella dei palazzi, ma ci sono poi le ripercussioni locali, l'attuazione del PNRR, le difficoltà delle famiglie, tutti temi molto cari ai sindaci trevigiani, che chiedono di fare presto e di non dimenticare le priorità, perché c'è la tenuta sociale in ballo. È una situazione complicata che adesso vedrà anche un rallentamento. L'appello che faccio, l'ulteriore appello dopo quello della responsabilità, che evidentemente non c'è stata, è quello di far veloci, nel senso che è fondamentale ristabilire una linea governativa, una stabilità governativa che possa consentire ai sindaci e ai cittadini di affrontare un'estate e soprattutto un inverno che si prevede molto complicato. Arrivati a questo punto, con una maggioranza che si è avvitata su se stessa, non resta altro che fare presto, andare alle urne e dare pieno mandato a un altro esecutivo. Così il sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto Mario Conte nelle ore del requiem al governo Draghi. La responsabilità, dice il primo cittadino, è tutta del Movimento 5 Stelle e forse lo stesso premier uscente ha accelerato la sua dipartita. È stato Draghi stesso a mettere in discussione il suo stesso governo, dicendo che non c'era più la stabilità, dimettendosi una settimana fa e presentandosi in aula ieri con uno spirito tutt'altro che conciliante, ma evidentemente l'obiettivo era quello comunque di confermare le sue dimissioni. Quindi non saprei dirvi se io fossi stato a Roma, perché io sono a Treviso ed è giusto che chi invece ieri era a Roma ci spieghi quelle che sono state le dinamiche e soprattutto quella che sarà la strategia per il futuro. Insomma, lo stesso Conte, uomo forte della Lega in Veneto, si tiene lontano dalle dinamiche romane che hanno portato il partito salviniano a staccare la spina. Più esplicito il sindaco di Zero Branco, area centrosinistra, tra i primi firmatari della lettera pro Draghi. Bisognava scegliere, e scegliere anche con il cuore oltre che con il cervello, e quindi la politica doveva riprendersi la dignità che dovrebbe meritare. Invece lo spettacolo a cui abbiamo assistito è tutt'altro, quindi non c'è purtroppo in questo momento una certezza. Analisi simile, ma non del tutto, anche per il collega di Conegliano, coordinatore di Forza Italia, partito che ha registrato 2 pesanti addii, Gelmini prima, Renato Brunetta poi. È una cosa paradossale che può esistere solo in un paese come il nostro. Tra l'altro un comune come Conegliano, che è passato da 4,5 milioni di euro di investimenti in bilancio a 21 milioni, proprio grazie alla capacità di intercettare i fondi del PNRR, oggi rischia di trovarsi in difficoltà. L'uscita del Movimento 5 Stelle ha creato uno scombussolamento di tutto quello che era il sistema della maggioranza, e ci troviamo oggi in questa situazione in cui il Premier non aveva più i numeri per avere una maggioranza certa
per cui anche Forza Italia e la Lega si sono trovati nella situazione di non avere più una prospettiva di fronte. I timori per l'attuazione del PNRR sui territori più che striscianti sono conclamati. Per la Marca si tratta di una partita da oltre $500 miliardi. Solo i progetti sociali ammontano a 17 milioni, con i comuni in attesa di dettagli procedurali per passare all'operatività. Noi ci auguriamo che possano assolutamente andare avanti, perché sono delle necessità del territorio che si vanno poi a collegare alla pianificazione regionale dei piani di zona. Molto più nette le categorie economiche che parlano di politica irresponsabile. I provvedimenti che devono essere presi purtroppo adesso subiranno un forte rallentamento, oppure si aspetterà il nuovo governo. Io credo che ci sia un po' di incoscienza a andare alle urne in questo momento. Un governo dimissionario, il voto anticipato all'autunno, molte sfide da affrontare. Il mondo economico segue con attenzione e non senza preoccupazioni l'evolversi della situazione politica. La guerra, la pandemia, l'emergenza legata al gas, temi sui quali cittadini e imprese aspettano risposte. Aver aspettato 6 mesi o 8 mesi non avrebbe cambiato niente, ma però ci avrebbe portato in sicurezza per quanto riguarda il PNR. Abbiamo una situazione nell'Europa dell'Est, in Ucraina, che anziché andare verso una ipotetica soluzione o prospettiva di soluzione si sta invece peggiorando la situazione. I costi energetici del gas lo vediamo tutti. Draghi e il governo resteranno in carica per affrontare gli affari correnti. Per Carlo Valerio di Confapi è un'importante garanzia per i prossimi mesi prima del voto. Tutto quello che è stato iniziato in precedenza andrà avanti nel proprio percorso. Valerio però non risparmia una dura critica alla politica per quanto accaduto. In realtà chi vive nella realtà, scusate il bisticcio, sa di che cosa ci sarebbe bisogno. Chi vive in un mondo che è completamente fuori da quello della realtà, che evidentemente è quello nel quale stanno i nostri parlamentari attuali, queste cose non le capisce. E questo purtroppo ha creato un mondo di autoreferenzialità da parte dei politici che è incomprensibile alle persone che fanno la vita di tutti i giorni. Confartigianato Marca Trevigiana declina in chiave locale quelle che potrebbero essere le conseguenze economiche della crisi di governo. Noi avremo sicuramente nella Marca Trevigiana avremo circa più di 800 milioni di euro di perdita delle nostre attività, e le aziende che sono già oggi in difficoltà, pensiamo solo alla questione del 110 con la cessione del credito, sono importanti. Parliamo del PNRR, questo sicuramente andrà a rilento, non ci saranno gli investimenti che si possono fare, ci sarà tutta una serie di situazioni dove, regnando questa confusione, sicuramente non c'è la possibilità di capire cosa effettivamente le nostre aziende potranno fare. E l'umore non sembra migliore tra i privati cittadini che si muovono tra incredulità e delusione. Secondo lei, quindi Draghi era la persona giusta? Era la persona giusta, sì. Ha rappresentato bene l'Italia fino ad oggi, anche per quello che ha fatto, insomma, nel corso della sua carriera. Era una persona di pieno rispetto. Si è dimesso perché, tra virgolette, è stato mandato via, è stato buttato fuori, ma non è la soluzione del problema. Credo che Draghi fosse stata una grande cosa che per l'Italia, veramente. Cioè, aver perso un'occasione enorme, perdere una persona come Draghi, non so chi ci sarà poi. Io so solo che ci sono tanti problemi da risolverli e dovrebbero essere le persone che abbiamo delegato a risolverle, no? Una cosa assurda. Perché? Perché l'Italia ha bisogno di efficienza. Secondo me hanno sbagliato tutto, ecco. I politici hanno voluto far valere la loro forza e hanno mandato via un presidente veramente in gamba a livello di stand internazionale e riconosciuto in tutte le sedi. Ecco, il problema adesso sarà ricreare un governo fattivo che possa essere sorretto da una maggioranza veramente coesa e forte, in modo tale da poter affrontare dopo l'estate le varie crisi che si presentano, energetica, economica, di lavoro, e forse Draghi, secondo la mia opinione personale, era la persona più indicata e di assoluta moralità
qualità e tecnicalità. Preferisco non commentare qui in terra veneta. Ma mi sembra un po' amaro il suo. Bravo Salvini, bravo. Ironico. I lombardi non ci sanno fare. Di a Zaia che si impegni un po'. E vi do conto adesso di un fatto di cronaca giudiziaria. Il PM di Padova, Benedetto Manlio Roberti, ha chiesto il rinvio a giudizio per il microbiologo Roberto Rigoli e l'ex direttore generale di Azienda Zero Patrizia Simeonato. La vicenda è quella dei cosiddetti tamponi rapidi sperimentati tra la prima e la seconda ondata Covid. In concorso tra loro i due sarebbero responsabili di falsità ideologica in atti pubblici commessa da pubblico ufficiale turbativa nel procedimento di scelta del contraente. Rigoli avrebbe confermato di aver effettuato l'iter per verificare l'idoneità di quei test che Azienda Zero poi comprò in 2 tranche senza gara, quasi 500.000 kit per un costo di più di 2 milioni di euro. Stando però a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'idoneità necessaria non era stata verificata, il che avrebbe penalizzato le altre ditte che avevano presentato delle offerte. E veniamo agli aggiornamenti sanitari nella Marca. C'è un quinto caso di vaiolo delle scimmie. Il soggetto però è a domicilio come gli altri 4. Non ci sono invece al momento altri casi di West Nile, la febbre del Nilo. Sul fronte del Covid si valuta invece l'apertura di nuovi punti tampone. È trattato a domicilio e non ci sarebbero correlazioni con gli altri casi già diagnosticati e seguiti un giovane uomo affetto da vaiolo delle scimmie. Si tratta del quinto episodio da inizio settimana nella Marca. Tutti i pazienti sono seguiti dal SISP, le loro condizioni sono monitorate quotidianamente anche per via telefonica. Controllate sono pure le persone direttamente entrate in contatto. Fortunatamente vanno bene, sono a domicilio, stanno facendo la loro terapia e non ci sono altre segnalazioni di contatti diretti, perché abbiamo fatto ovviamente l'indagine dei contatti e non ci sono problemi per i contatti diretti. Sembrano non esserci invece dubbi, anche se si attende ancora il riscontro ufficiale dell'Istituto Zooprofilattico sui 3 casi di West Nile, febbre del Nilo, di cui 2 persone decedute con patologie pregresse, il 73enne di Ponzano e l'87enne di Salgareda. Che non ci deve essere allarmismo, perché sappiamo benissimo che oltre l'80-85% delle persone che ovviamente hanno una puntura da zanzara culex e sono negative, quindi non hanno sintomi. Circa un 10% ha sintomi blandi e 1-2% che sono soggetti che ovviamente hanno difese immunitarie basse per altre patologie possono avere anche il decesso, come è avvenuto per i nostri 2 casi, 2 persone che avevano già delle complicanze legate a altre patologie. L'altro fronte è quello del Covid, l'ondata è nella sua fase di plateau. Il contagio, seppure leggermente, è destinato a calare nelle prossime settimane. In giornata sono stati dimessi 3 pazienti che si trovavano in terapia intensiva a Treviso. Resta comunque alto l'afflusso ai punti tampone. Abbiamo aumentato l'orario, stiamo ragionando anche per aprire, se serve, qualche altro centro tampone, perché i numeri sono abbastanza importanti, però devo anche dire che a fronte di una positività del 50% che avevamo circa settimana scorsa, oggi siamo intorno al 30%, quindi anche qui evidentemente stanno calando i contagi. Contagio che riguarda anche gli operatori sanitari con le conseguenze organizzative del caso. Abbiamo 350 persone tra positivi e ovviamente persone che non sono vaccinate all'interno della nostra ULSI. Questo è un carico pesante, però stiamo lavorando ovviamente con l'idea e la convinzione che anche qui, calando il Covid, possiamo organizzare meglio l'altra parte delle degenze e di conseguenza dare la possibilità ai nostri operatori di farsi le meritate ferie. E sulla questione delle zanzare rassicura il comune di Treviso, le disinfestazioni sono state potenziate già da tempo, ma se necessario, le parole dell'assessore Alessandro Manera, interverremo di nuovo, sentiamolo. Noi 2 settimane fa eravamo già partiti con un secondo piano di adulticida appunto per prevenire il fenomeno. È chiaro che questa emergenza ci porta a fare altre valutazioni, continueremo con l'attuale piano, ma ci confronteremo con l'USA se
sono necessarie ulteriori o diverse azioni nel territorio. Se necessario, quindi, anche alla luce della nuova allerta per West Nile nella Marca, si procederà con nuove disinfestazioni. Per ora fanno fede le indicazioni di sempre. Sono i consigli classici, noi diciamo anche che le pastiglie consegnate ai cittadini sono ancora valide, possono essere ancora utilizzate e in caso mancassero contattate pure il settore ambiente, che ne abbiamo ancora, ne avevamo tenuto una scorta preventivamente, quindi possiamo andare avanti con la stessa operazione. Chiaro che la problematica si stia ponendo anche a fronte di quest'estate da record, caldo intenso e siccità, gli stessi fattori che hanno spinto la Regione del Veneto ad adottare una nuova ordinanza in materia di deroga al deflusso minimo vitale e fontane pubbliche, demandando la questione ai sindaci. Noi già preventivamente avevamo chiuso le fontane pubbliche, noi ne abbiamo quasi 140, quindi è sicuramente uno spreco d'acqua importante nei momenti in cui ci sono questi fenomeni di siccità. È chiaro che noi consigliamo sempre, soprattutto sul fenomeno dell'irrigazione dei giardini, di farlo in maniera oculata nelle ore corrette e non eccedere con l'acqua quando questo non serve, come magari avviene in altri periodi, diciamo, di forte disponibilità d'acqua. Tra l'altro oggi vi posso dire sono state registrate temperature davvero record nella Marca trevigiana. Le centraline ARPAV hanno registrato 37 gradi, più di 37 gradi a Nervesa della Battaglia. A Treviso la colonnina di mercurio è salita fino a 36,7 alle ore 15 il rilevamento e così vi andare anche per Castelfranco, Montebelluna, Gaiarina, insomma una nuova giornata da record. Forse sarà la giornata più calda di quest'estate, ma staremo per l'appunto a vedere. Parliamo adesso di case in affitto e sfratti esecutivi. Secondo i dati del Tribunale di Treviso elaborati da SUNIA e piccoli proprietari sarebbero ambedue in calo, non perché non ci siano più emergenze, ma perché inquilini e proprietari non credono più nella giustizia. Gli sfratti sono calati perché inizialmente sono calate le locazioni, ahimè i piccoli proprietari scottati da precedenti esperienze negative fanno sempre più fatica ad affidarsi con fiducia a nuove locazioni. Altro che sfratti in calo, i dati incrociati tra associazioni piccoli proprietari e sindacato inquilini segnano una profonda diffidenza verso la giustizia italiana, perché addentrarsi nel vortice di una causa per liberare l'abitazione da un inquilino può diventare un'odissea oltre che una vera e propria emorragia finanziaria. Cercano anche proprio di evitare e limitare al minimo le perdite. Purtroppo i piccoli proprietari oggi sono ampiamente vessati dalla tassazione e poi da questi rischi rilevanti legati al mancato pagamento, alla crescita sempre di più di pagamento di spese condominiali per conto dei propri conduttori, e questo per il proprietario comporta un esborso vero e proprio, quindi non più solo un mancato guadagno ma una spesa che per la maggior parte dei casi poi è veramente difficile da recuperare. Ecco spiegato anche perché il mercato degli affitti sia in contrazione, in una forbice che vede un leggero aumento per gli affitti brevi, per non residenti, oppure locazioni con mensilità molto elevate per bilanciare gli inevitabili problemi che arriveranno quando proprietario e inquilino non andranno più d'accordo. Dall'altra parte appunto ci sono situazioni di famiglie che non riescono a reperire un alloggio. E questa è l'altra faccia della medaglia, con famiglie anche con buon reddito che non riescono a trovare casa. Una risposta a questa situazione per il sindacato degli inquilini torna ad essere l'edilizia popolare. Le case popolari vanno a dare risposte a tutta una serie di altre situazioni, come ad esempio appunto a dei proprietari che hanno una casa affittata ad un inquilino che non può pagare l'affitto e che non vedono soluzione perché questo inquilino non riesce ad essere sfrattato, perché appunto non ci sono case popolari, non ci sono alloggi dove ammettere queste famiglie. Sottolineo che la casa è un diritto costituzionale e che quindi deve essere assolutamente tutelato. Una situazione che secondo il sindacato viene però poco seguita dalla politica. Devono essere i politici a capire che il mondo della casa e il mondo dell'affitto è stato per troppo tempo dimenticato e che quindi deve essere invece considerato come centrale, dal momento che la casa è centrale per lo sviluppo delle persone. La cronaca con la banda del buco in azione a Morgano, nel mirino il distributore del vice sindaco Rossetto. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato i malviventi.
A colpi di martello si sono ricavati un passaggio dal bagno all'ufficio e qui hanno svaligiato la cassa fuggendo con un bottino di 5.000 euro. Nel mirino dell'ennesima banda del buco il distributore Pighi di Morgano, di proprietà del vice sindaco Alberto Rossetto. I filmati delle telecamere di videosorveglianza, ora al vaglio dei carabinieri, mostrano i due malviventi in azione. Volto coperto dal passamontagna hanno agito indisturbati abbattendo una porzione di muro e sgattaiolando nell'ufficio con il denaro, comprese le mance dei collaboratori del titolare che si occupano dell'autolavaggio. Non è escluso che avessero compiuto, magari come clienti, dei sopralluoghi prima di entrare in azione, visto che si sono mossi in modo da evitare anche i sensori dell'allarme. Nessuno si è accorto di nulla e il furto, insieme al grave danno, è stato scoperto solo ieri mattina. Probabilmente non un colpo isolato quello dei due, visto che in zona ci sono stati anche altri furti, riusciti e non. 28 anni di maltrattamenti alla moglie, un 59enne di Motta di Livenza è stato condannato dal Tribunale di Treviso, che ha riconosciuto anche la stretta correlazione tra i suoi comportamenti e l'abuso di alcol. Condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione per aver fatto subire per quasi 30 anni alla moglie e poi anche alla figlia violenze domestiche e maltrattamenti, la dolorosa vicenda si è consumata a Motta di Livenza, protagonista un 59enne con problemi di alcol che il Tribunale di Treviso ha giudicato colpevole, riducendo però la richiesta del PM Francesca Torri, che aveva chiesto 2 anni e 8 mesi. Il 59enne è stato condannato con rito abbreviato, grazie al quale ha beneficiato dello sconto di pena. Le prime violenze fin dai tempi della convivenza, iniziata nel 1993, poi gli insulti, le umiliazioni, le minacce, finché la donna, che dal 59enne si sta separando, non si è rivolta alle forze dell'ordine e l'ha denunciato. Il difensore dell'uomo è però riuscito a provare la correlazione tra il suo comportamento e la continua ubriachezza, riuscendo così ad attenuare la condanna. Ed è notizia di ieri l'assegnazione ad una cordata di imprenditori locali dell'area ex Zanussi di Conegliano, polemiche con il comune che non ha preso parte all'asta. Noi volevamo si sbloccasse la situazione, sappiamo quanto il comune sta attenzionando, soprattutto durante la mia amministrazione, questa vicenda, e anche perché il comune vuole essere parte attiva. Parte attiva sì, ma non agenzia immobiliare. È chiara la posizione del sindaco di Conegliano Fabio Chies sull'asta dell'ex Zanussi, aggiudicata salvo imprevisti ad una cordata di imprenditori locali, al momento non ancora dichiaratisi pubblicamente. Una buona notizia per tutte ad iniziare dalle opposizioni, per quello che da almeno 10 anni è un vero e proprio buco nero della città. E da un punto di vista, diremo, di Conegliano, ci auguriamo che possa essere l'inizio di una rinascita. Sicuramente, se l'ha acquistata un privato, metterà in sicurezza un buco nero insicuro, brutto, che da anni degrada Conegliano, che da più di 20 anni è un problema. 20 anni dove l'attuale amministrazione comunale di Conegliano è sempre stata al potere. Comune che al momento possiede 23.000 metri quadri dei quasi 10 ettari messi all'asta dopo il fallimento delle iniziative immobiliari, agenzia che avrebbe dovuto trasformare la storica area industriale degli Zoppas in un nuovo quartiere abitativo. Molti speravano nell'acquisizione pubblica per convertire quest'area a parco urbano alternato a strutture attrezzate e a luoghi di incontro per la cittadinanza. Il sindaco Chies, che invece, stando ai ben informati, una volta fatti i conti soprattutto sulla bonifica del sito, si sarebbe convinto che per il comune il boccone era veramente troppo grosso, lasciandolo quindi ai privati. Capitani coraggiosi per molti cittadini, soprattutto per chi fino alla fine degli anni '80 ci ha lavorato dentro in quest'area e che ricorda come in quegli anni l'inquinamento industriale fosse un pegno inevitabile alla rivoluzione industriale della Marca e del Veneto. Il comune entra in campo in maniera importante in questo momento qua per la pianificazione dell'area. Sono sicuro, ripeto, che riusciremo ad ottenere quello che serve all'amministrazione, cioè area verde, area servizio pubblico e anche aree in cui si sviluppi la città, perché non è un problema l'area Zanussi, è una grande opportunità, però andava sbloccata. Veniamo a un'importante firma che c'è stata questa mattina a Treviso per il protocollo dell'inclusione sociale. Con questo protocollo la volontà di tutti noi sindaci è quello di camminare insieme per il bene delle persone con disabilità e quindi di dare un servizio e delle opportunità che siano uniformi in tutto il territorio provinciale. Il protocollo d'intesa firmato da ULSS 2, Conferenza dei Sindaci, Ufficio Scolastico Provinciale, rappresentanti delle associazioni di disabilità dei 3 distretti, si pone come obiettivo quello di migliorare e uniformare i servizi rivolti alle persone diversamente abili e finora
distribuiti tra le 3 ex aziende sanitarie trevigiane per offrire le stesse opportunità a tutti i cittadini. Nascere disabile a Susegana, o nascere disabile a Spresiano, o nascere disabile a Nervesa poteva avere servizi diversi in qualità e in quantità e avere possibilità economiche diverse per la famiglia. Favorire la collaborazione nell'ambito della promozione di servizi e attività volta all'inclusione sociale delle persone con disabilità è il fine ultimo del protocollo d'intesa e del gruppo di lavoro che riunisce 22 membri che si confronteranno sui progetti da portare avanti, come individuare i bisogni nell'ambito della disabilità, stimolare l'attuazione di percorsi di miglioramento della rete dei servizi, sostenere iniziative ed interventi di informazione, formazione e sensibilizzazione. Ruolo importante quello ricoperto dalla scuola che affiancherà i ragazzi con disabilità nel percorso che li porterà al lavoro. Accompagniamo i ragazzi con disabilità in queste esperienze offrendo anche qualcosa in più rispetto agli altri ragazzi ai percorsi curricolari. Andiamo a valutare le loro competenze che realizzano in modo che poi queste possano essere portate nel loro percorso futuro di vita. Allora, ci sono degli aggiornamenti. Prima vi ho parlato della richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Padova nei confronti, tra gli altri, di Roberto Rigoli. La questione è quella dei tamponi rapidi. C'è una nota che è appena stata diffusa da parte di Rigoli che conferma appunto l'avvenuta notifica e dice: in relazione all'accusa che mi viene mossa desidero precisare che ritengo di aver operato nello svolgimento della mia attività con il massimo scrupolo e nell'esclusivo interesse della collettività. Come risulta dalla documentazione amministrativa relativa al bando di gara e da molti altri elementi di indagine raccolti nella procedura per l'acquisto dei test rapidi per la rilevazione dell'antigene Covid-19 del mese di agosto 2020, mi era stata domandata una verifica documentale della corrispondenza tra le caratteristiche tecniche richieste dall'avviso pubblico e le schede tecniche della casa produttrice. Poi appunto Rigoli entra nel merito, entra appunto nei dettagli, dice anche: una tale indagine sarebbe stata del resto impossibile da svolgere poiché da un lato avrebbe richiesto uno studio dei tempi incompatibili con quelli ristrettissimi dettati dall'emergenza sanitaria e dall'altro i prodotti erano già stati oggetto di controllo e certificazione da parte degli enti componenti. Poi Rigoli porta anche l'esempio degli Stati Uniti d'America, appunto, dove i test si sono poi rivelati utilissimi per il controllo della pandemia. Confido che già all'udienza preliminare sarà possibile chiarire ogni aspetto della vicenda e appurare la correttezza del mio operato. Ho cercato di leggervi un po' in sintesi questa nota che in realtà è molto più lunga. Quindi questa la replica di Roberto Rigoli. Noi andiamo in pubblicità fra poco. Torniamo in studio, andiamo a Treviso dove sabato ci sarà il Pride, sarà Pride nonostante e malgrado le polemiche. Si tratta di un Pride rivendicativo, un Pride che non è contro qualcuno, ma rivendica certamente in senso positivo alcune misure e alcune istanze. Associazione Non Una di Meno di Treviso, Centro Sociale Django e pochi altri. È un Pride che vuole essere inclusivo ma dal quale in molti si sono sfilati, quello che andrà comunque in scena sabato pomeriggio a Treviso, malgrado la freddezza del comune e la presa di distanze del movimento LGBTE che rappresenta il mondo arcobaleno che tradizionalmente la manifestazione punta a far emergere. Abbiamo voluto costruirlo come un Pride dal basso. Quindi un Pride che non ha sponsor, completamente autofinanziato, e un Pride che porta delle rivendicazioni dal basso, ovvero delle esigenze che noi esprimiamo come emergenti dal territorio. Quindi la voce delle persone queer che nel territorio vivono. Un esempio fra tutti, fra i centri antiviolenza non ci sono dei centri che abbiano specificamente la tutela delle persone LGBT, delle persone queer, e invece dovrebbero essere istituiti. Da qui il messaggio al sindaco Mario Conte, con il quale tuttavia
tuttavia un dialogo non c'è e difficilmente ci sarà. La nostra richiesta al sindaco Conte è quella di prendere in considerazione le istanze che abbiamo avanzato e che sono parte del nostro appello. Partenza dalla Palla di Benettone in stazione, quindi via Roma, piazza Vittoria, Duomo, piazza dei Signori, con spettacolo finale in piazza Borsa di musica e drag queen. Manifestazione a cui il movimento LGBT era stato invitato, dicono gli organizzatori. Il fatto che poi ci siano state le polemiche che ben conosciamo ci lasciano di sorpresa noi per primi, perché noi avevamo avvertito e ci dispiace che ci sia stata questa frattura, al netto ovviamente delle differenze politiche che innegabilmente ci sono. Andiamo adesso a Belluno. Anche a Belluno in primo piano le reazioni della politica, della pubblica amministrazione, delle categorie alla caduta del governo Draghi e alle imminenti elezioni il 25 di settembre. Ci sono tanti timori su provvedimenti specifici che riguardano la montagna bellunese, su tutti la nuova legge quadro sulla montagna, ma anche le Olimpiadi. Una grande preoccupazione da un lato e delusione dall'altra. Penso che ci sia una grande responsabilità da parte della politica italiana, che mai, penso come in questo momento, doveva aprire una crisi di governo. Sconcertano e sconfortano le dimissioni di Mario Draghi per le conseguenze potenzialmente funeste che la crisi di governo potrebbe far scaturire nel bellunese. La montagna veneta potrebbe infatti risultare tra i territori più colpiti dal cambio di rotta governativo. Una provincia le cui difficoltà di gestione sono intrinseche nella morfologia territoriale, il costo del lavoro elevato, il progressivo spopolamento, la gestione dei preparativi infrastrutturali per le Olimpiadi del 2026 e la necessità di rilanciare la propria economia e riqualificare il territorio. Forte preoccupazione per il destino della legge quadro della montagna presentata dal ministro Gelmini a Belluno proprio il mese scorso e sulla quale il deputato Roger De Menec esprime massima preoccupazione, specialmente perché le conseguenze potrebbero ricadere proprio sulle fasce più deboli e il precariato. Il territorio di montagna è quello che rischia di più proprio per questi appuntamenti che noi abbiamo, cantieri da mettere, da far partire, difficoltà burocratiche, abbiamo il problema del comelico, la siccità, la sicurezza. Le ripercussioni vedremo nei prossimi mesi, ma penso che siano forti perché in ballo ci sono troppe questioni, dalla legge sulla montagna, al PNRR, alle Olimpiadi, alla revisione del testo unico degli enti locali, solo per ricordarne alcuni. Senza contare che il bellunese perde due cariche importantissime dell'esecutivo Draghi nelle figure del ministro dei rapporti con il Parlamento Federico D'Incà e il ministro dell'economia e finanze Daniele Franco. E avere due ministri molto importanti così che verranno a mancare sicuramente ne pagheremo. E poi avremo una prospettiva che con il calo del numero dei collegi avremo meno deputati e meno senatori nel territorio. E sono quelli che raccolgono le istanze che poi ne portano in Parlamento o al Senato. Erano dei riferimenti e ogni qualvolta noi avevamo delle problematiche potevamo esporle e avevamo a Roma chi ci poteva rappresentare, poteva seguirle anche in prima persona. Questo ovviamente non lo avremo più e come dicevo prima le ripercussioni non potranno che essere negative. Gli impianti di risalita sono aperti nella massima sicurezza e nel pieno rispetto di tutti. È stato un mese difficile per le nostre comunità. Noi stessi siamo provati, ma abbiamo il dovere di andare avanti nella consapevolezza che solo una montagna usufruibile è una montagna che può continuare a vivere e consentire alle sue genti di rimanere. Lo afferma in una nota la società Marmolada SRL che gestisce gli impianti sul versante veneto della Regina delle Dolomiti. Abbiamo il dovere di ripartire, prosegue la nota della società, confidando su una comunicazione corretta e responsabile. Le attività della nostra area sono tutte aperte, le nostre funivie in particolare consentono a visitatori e turisti di muoversi in modo sicuro. Per questo confermiamo il calendario di appuntamenti e iniziative collaterali definito negli ultimi mesi, nella speranza di una ripartenza effettiva per amore proprio della nostra Marmolada. Conclude la nota. Tra questi appuntamenti sabato a Serauta sarà inaugurata la mostra
mostra di Fabio Vettori, l'autore diventato famoso per le sue formiche. Via libera della seconda commissione regionale al progetto di legge sulle grandi derivazioni d'acqua d'uso idroelettrico, 24 solo in provincia di Belluno. Lo ha annunciato oggi l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin, promotore del progetto di legge. Si realizza il primo passo verso l'autonomia, afferma Bottaccin, che ora attende il passaggio della legge in Consiglio regionale che sancirà la gestione della Regione delle concessioni delle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico e delle centrali idroelettriche che diventeranno di proprietà pubblica. Bottaccin parla di svolta epocale per il territorio veneto e per la sua gente, ma specifica che il progetto non va confuso con l'altra importante legge approvata nel 2020 con cui è stato sancito l'obbligo per i titolari di grandi derivazioni idroelettriche di fornire ogni anno a titolo gratuito 220 kWh di energia elettrica per ogni kilowatt di potenza nominale media di concessione. Così Giampaolo Bottaccin. Parliamo ancora di opere pubbliche, promessa mantenuta. È stata espletata la gara per la costruzione della galleria Palarossa in comune di Lamon, che faciliterà l'accesso al Primiero e al Vanoi in Trentino, oltre che alle località turistiche di San Martino di Castrozza e di Passo Rolle, realtà che da sempre gravitano sul bellunese, sul Feltrino in particolare, per l'accesso a numerosi servizi pubblici, a iniziare da quelli sanitari. I lavori rappresentano il buon lavoro di squadra che vede il coinvolgimento della provincia di Trento e dei comuni, sostenuti dal Fondo dei Comuni di Confine, che ha consentito di reperire le risorse necessarie a confinanziare l'opera assieme ad ANAS. Il costo ammonta complessivamente a 25 milioni di euro. Di questi 9 sono a carico della provincia di Trento. 8 milioni di euro circa sono erogati dalla provincia di Belluno attraverso il Fondo Comuni Confinanti e 8 milioni di euro sono stati stanziati da ANAS. E si sono conclusi alle 23 di ieri sera i lavori di distrettualizzazione dell'acquedotto del centro storico di Belluno. BIM GSP, con 3 cantieri in parallelo dislocati sotto Porta Dante, in via Mezzaterra, in prossimità di Porta Doiona e piazza Castello, ha provveduto a posare circa una ventina di nuove saracinesche di linea indispensabili per separare in più distretti la rete a servizio del centro cittadino e limitare di conseguenza il minimo necessario il bacino d'utenza interessato da eventuali futuri interventi in rete. I lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni. Da lunedì 25 luglio infatti partirà la seconda fase, localizzata a valle di Porta Doiona, Porta Dante e piazza Castello. La sospensione della fornitura d'acqua circoscritta al centro storico sarà nella sola giornata del 27 luglio a partire dalle 14 fino a conclusione dell'intervento in serata. In piazza Duomo anche in questo caso sarà a disposizione dell'utenza l'autobotte di GSP per prelievi d'acqua potabile. E a poco più di un mese dall'insediamento a Palazzo Rosso del sindaco neoeletto Oscar De Pellegrino sono terminati oggi i lavori di adeguamento del municipio, finalizzati a permettere al primo cittadino e a chiunque abbia difficoltà motorie di raggiungere gli uffici del secondo piano dell'edificio. I lavori di abbattimento del muro e di apertura del varco sono stati affidati a una ditta di Trichiana, mentre a occuparsi della realizzazione della pedana e della porta in legno sono stati gli operai del comune di Belluno. Sentiamo quindi le parole del sindaco De Pellegrino. Con gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche qui nel municipio, in Palazzo Rosso, da oggi sono nel mio ufficio e quindi posso dire che da oggi, visto che il municipio è la casa di tutti i cittadini, tutti possono venire a incontrarmi e portare le loro istanze. Queste le parole dunque del sindaco di Belluno De Pellegrino. Non ho altri aggiornamenti da darvi, vi ho dato appunto alle parole prima di Rigoli a seguito appunto della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica di Padova. Ci sono anche delle reazioni politiche molto forti, questa del PD del Veneto, che parla di una richiesta molto grave. Insomma, ci saranno sicuramente anche delle ripercussioni da questo punto di vista e ovviamente tutto questo con una campagna elettorale che si è appena aperta. Ve lo ricordo, vi ho mostrato prima il documento
eccolo qua, del Presidente della Repubblica, il decreto di scioglimento delle Camere con l'annuncio della data per le nuove elezioni il 25 di settembre. Quindi sarà una lunga estate calda anche dal punto di vista politico, e lo abbiamo capito dalle prime dichiarazioni anche degli esponenti locali dei vari partiti e anche di diversi sindaci. È tutto per questa edizione, ci sono le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buona serata. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Bentrovati al meteo. Anticiclone africano sull'Italia, tempo buono e condizioni climatiche particolarmente bollenti. Siamo nel picco del caldo. Vediamo con la grafica la situazione di venerdì 22 luglio. Sul Veneto poche novità rispetto ai giorni scorsi, sempre tanto sole, cielo sgombro da nubi, non sono attese piogge e dunque contesto critico anche sotto il profilo della siccità. Temperature roventi e clima afoso, minime comprese tra i 20 e i 27 gradi. Per quanto riguarda invece le massime, la colonnina di mercurio arriverà a toccare i 38 gradi in diverse province della nostra regione. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui ampio soleggiamento, cielo in prevalenza sereno come vediamo, con qualche innocua velatura. Temperature minime tra i 23 e i 27 gradi, massime sui 35-37 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Poche novità, sarà soleggiato con nuvolosità in aumento però nella seconda parte della giornata e con occasionali acquazzoni sui settori di confine. Temperature minime intorno ai 21-22 gradi, massime sui 38 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento ad un nuovo aggiornamento. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.